il vaccino sta proteggendo prima i pazienti ovviamente, ma anche le terapie intensive. Sono due le notizie che il direttore delle terapie intensive del Veneto, colui che ha gestito la distribuzione dei respiratori e dei posti letto salvavita per quasi 2 anni, ha voluto dare oggi. La prima: nell'ultima settimana la curva che segna l'incremento di occupazione di posti letto in quei reparti è diventata quasi verticale. In Veneto si è toccata la soglia dei 50, numeri identici a quelli di fine agosto, spinti dall'estate di libertà e dal via vai di turisti. Il secondo dato è il più interessante: l'incidenza dei ricoveri dei non vaccinati è nettamente più alta dei ricoveri dei vaccinati. Per capire dobbiamo dividere la popolazione in due: 3.800.000 vaccinati, 800.000 non vaccinati. Di questi 3.800.000, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni 1.000.000 di abitanti. Okay? Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per milione di abitanti. Insomma, con un'incidenza di questo tipo, se fossimo tutti non vaccinati, dunque non protetti, ogni settimana la terapia intensiva conterebbe 130 nuovi ricoveri. Tradotto, il vaccino sta proteggendo anche le terapie intensive. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata, con 400 persone all'interno della terapia intensiva. Non vi vaccinate perché il rischio è basso? La provocazione di Rosi è come guidare senza la cintura. Magari a voi non capiterà mai, ma non potrete mai sapere se vi capiterà. È vero che se lo prendo globalmente il rischio è basso, ma non è detto che quel rischio non colpisca proprio me. Questo è il ragionamento che va fatto.